Sulla strage sono state aperte 2 inchieste, una che riguarda gli esecutori e mandanti. Vennero individuati i responsabili, ma allo stesso tempo questa inchiesta venne archiviata perché nessuno era più in vita. La seconda inchiesta ha riguardato le carenze nelle misure di sicurezza all'interno della base maestrale. Su questa inchiesta vennero coinvolti alcuni comandanti dei carabinieri, ma vennero assolti allo stesso tempo pienamente. Solamente il generale Bruno Stano è stato condannato dalla Cassazione al risarcimento dei familiari. Permettimi, caro Gianni e cari telespettatori, è il minimo che posso fare, mettermi sull'attenti e fare gli onori a tutti i caduti di Nassiriya, a tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita nelle missioni di pace. Chi vive nei cuori e nella memoria non muore mai. Io avevo cieli azzurri nello sguardo dentro al cuore, con i sogni dei 20 anni ed il tuo sincero amore. Quel giorno son partito in divisa da soldato, con la fiamma e il tricolore, ma non sono più tornato. Eravamo in 19, tutti quanti a Nassiriya, per difendere la pace e portare democrazia. Ma un giorno esplose il sole per fanatica follia, e si spense la mia luce e volò l'anima mia. E si spense la mia luce e volò l'anima mia. Qui davanti alla mia sposa, avvolto dentro una bandiera, la mia anima riposa per donare un'alba chiara. Si è inchinato il presidente mentre suonano il silenzio e l'applauso della gente sale in cielo fino a me. Eravamo in 19, tutti quanti a Nassiriya, per difendere la pace e portare democrazia. Ma un giorno esplose il sole per fanatica follia, e si spense la mia luce e volò l'anima mia. E si spense la mia luce e volò l'anima mia. Nella sabbia sotto il sole un bel fiore nascerà, con il sangue e col dolore, per un nome libertà. Con il sangue e col dolore,